gente a Icimeda che non so manco immaginavo su cantare questa cosa che sia gatta iscritta in sardo in tutti i tempi, attenzione, assolutamente in tutti i tempi. Fizasi dopo da narrare una cosa, attenzione, che sono pruso dei iscritti in sardo punto di tempo nostro, e poi può narrare una cosa di questa bibliografia del suo dizionario, l'80% di questa bibliografia del suo dizionario funti opera a pus del suo 1975, no? E che ho narrato, insomma, che in realtà io cercavo di recuperare sicuramente si da catastri, insomma, da posti ardendi, no? Ma che senza comprende bene che questa questione, però in realtà insomma questa operazione l'ho fatta, perché tutto poi da quando nasce sul movimento della lingua, praticamente a partire da questa famosa delibera del Senado accademico della facoltà di lettere, quando preside professor Liliu e docente di linguistica sarda professor Sanna in Università di Castello, 1970 insomma. E fu in questa lingua sarda, però in pratica è stata una lingua popolare, non una lingua di studio, non una lingua di governo, non una lingua a manigio comune. E poi noi teniamo sempre l'idea, no? Che è prima di tutto che conoscevo il sardo, però è finza che è una realtà di questo tipo, una realtà di narauso umana, narauso una realtà di politica, e narauso teniamo la sensazione che di una vita satira che stiamo usando un sardo differente, e c'è questo virus. Però attenzione, la vaiga questa cosa da fare assolutamente in tutto il luogo del suono, a onde la gente di una vita satira anda fuori la sua propria lingua, ma non esattamente la sua propria maniera. E se picavo italiano, ma consigliai scelte dei libri, che rincono libri di Tullio De Mauro, che vai di questa questione. È vero, però questo Borinario vince a scansare non teneva una lingua a manigi comune come quando si fuori dell'italiano come lingua, no? E noi pensavo a questo italiano che io imparavo in scuola. L'italiano narravo del libro, l'italiano certamente di giornali, telegiornali, eccetera, eccetera, narravo questo italiano, però questa lingua italiana, attenzione, noi stiamo scetti non sai. E poi se non hai un'idea, la vai che uno linguista italiano ha fatto un dizionario e battaglia, io non lo conosco, ma ha pubblicato questa fotografia del suo dizionario, fonti 24 volumi ed ognuno è grosso di Aicila. Dessa lingua italiana e può narrare insomma i testi sa lingua italiana, e certamente me da bruso di questo chi pensavo su voi se no io studiavo tutto quanto in italiano. La musica italiano del 1861 tiene di uno Stato, tiene di un governo. Attenzione, se la vaigas italiano è proprio gusto italiano, narravo su toscano fiorentino, fu lingua ufficiale de su Piemonte già adesso 1600 non si sciù precisai anno, però già adesso 1600 e che Olinari quando in Sardegna bene su dominio piemontese 1720 esattamente 1718 sul trattato di Londra che è una sul regno di Sardegna ai Savoias e i Savoias già in primo anno su 1725-26 hanno cominciato a attenzione, non a raccomandare ai sardos, a raccomandare a suo viceré, prima di tutto, comandante Dogna Teresano, sia ai funzionari del suo Stato, il Regno di Sardegna, praticamente uno Stato corrispondente a Sardegna, ma in mano all'Enas, a raccomandante in esatto in relazione ufficiale de manigiai italiano. E poi anche in Cracao fino a questo punto però chi narrava cercavo proprio di far imparare fino ai sardos la lingua italiana, tant'è vero che a metà di questo secolo hanno mandato professori, hanno mandato maestri e narrava che faccia a metà di questo 1760-70 l'operazione di far cambiare lingua a su manco le istituzioni del Regno di Sardegna. In Sardegna fu praticamente cosa fatta?
bene? E in Sara Bollonari, che italiano, che voi sono stati italiano, siete imposto ancora in altra maniera, voi sto toccando l'istoria che cambia, pensai a scolarizzazione, narravo su che sardo, italiano come lingua ufficiale, di connota a suo manco, narravo già mai secolo e mezzo innanzi di italiano, a parte naturalmente si stato su di governanta i Savoias, e comunque insomma è una lingua narravo su chi si presenta da come una lingua standardizzata, narravo su che quando si vede da lingua italiana narravo su che tutto su fuori di cosa o conosci di cosa o studiante di cosa, insomma. Invece su sardo no, su sardo narravo su tenevo fuori differenti, però in realtà questa lingua sarda è assolutamente più unitaria ed è questa strada di arrennescere una di a tenere nosaltro pure un sardo a manigio comune per tutti i sardi su una rausu e penso che da possausu fai nosaltro pure. Ecco, però poi se usi in questa condizione vincersi per mio dove odeusu lompi e appressi. In Sarasa si conta semplicemente come ti è fatta questa grammatica. Intanto ti ha fatto conto assolutamente di tutto quanto. Usare duita, tutto quanto, usare di che sia fuedata, fa in sa proprio lingua. Chi funziona da sa proprio maniera. No, noi chi dobbiamo regola differente, se no si può dire di uno lo guastate, però che una cosa di differente. No, ne cattavo su di una, però in su chi è il funzionamento generale di questa lingua, tutti fuedadas funzionano a sa propria maniera e che in una volta che in una cosa che si pare finza di strana, sicuramente noi narraisi figlio tu, figlio su, no? Si andai si faccia fordongiano su non nanta figlio tu, figlio su, no? In noi praticamente dobbiamo una questione, non si accordi adesso aggettivo possessivo con su nome. In fordongiano insomma funti una scantubida se vogliamo, poi scoperto finza di insegni che lo fai che ascoltai a Borito Cubetto, no? Che potessi conoscere facilmente che quando questione di sardo insomma in conisi non nanta figlio tu, figlio su, no, nanta figlio tua, figlio sua, e non fa in disaccordo dell'aggettivo no, possessivo, maschio con maschio e femmina con femmina, e pare che fa un aggettivo femmina, no, in realtà intanto questa lingua, attenzione, i fuedo su portano questa idea che dovevano di questa gente, no? E questa gente commenti narrava su come ti mangia questa lingua? Questa gente mangia questa lingua basta che ne ridi esattamente su chi vuole andare, si vuole significare. Quando vai in corso questa gente non ti importa assolutamente nulla di tutt'altro, no? Poi questa gente pensando semplicemente a altra scuola, no? E pensando a traballare, pensando a vivi, pensando insomma un tono di altre scuole, ma non a come ti funziona questa lingua. Questo naturalmente è il compito degli studiosi, dei linguisti. E in Sarasa questo accordo narrava su figlio tua, figlio sua, e da pare strano, e invece è una cosa assolutamente normale. E sti scetti che in Gunisi funti tra Campitaneso e Logodoreso, no? E il Campitaneso se cau su aggettivo possessivo in sadonica, no? Figlio tu, narrava su tu, su, no? A supposto di narrare su tu, su, questo dopo Dio sa che hai vinto di scritto, però questa gente proprio in corsa da questa vocale tonica. E prosapizzo invece, il Logodoreso su, nanta tu, e in un coreso sta travarti un vago spostato verso oriente, nanta tuo. Ma isso non funti, nessuno, né esatto né esatto. Pensare a isso tu sia da combinare in arausi, isso sia andato a pagare un aggettivo possessivo tu, su, cosa che questa gente fai due vocali su quale, narri due vocali su quale non fai mai, no? Questa gente cerca proprio di incorsare. E in Sara isso non fai né a Campitanese, né a Logodorese, né a Nocorese, e lo vai in maniera in solo, lo due. Con non narri due vocali su quale, figlio sua. Oh. Questa è una cosa di normalissimo funzionamento narravo su di tutte le lingue,